Oggi vi voglio presentare un vino del territorio, un vino della zona Doc Piave. È il Pinot Grigio Campe Dei 2010 della Cantina Viticultori del Piave. Voglio dire, è un vino che appartiene al territorio da questo punto di vista. Se penso al colore, è un colore giallo paglierino abbastanza intenso e cristallino, ha una discreta consistenza che vuole dimostrarmi appunto il suo equilibrio fra partecipazione dell'alcol e della glicerina. Il naso è fruttato, ma è anche floreale. Al naso ci dimostra di essere un Pinot Grigio con quelle sue caratteristiche olfattive che mi riportino al lievito, alla crosta di pane. L'idea poi che ci sia una concreta intensità e una discreta complessità che giustamente appartiene al tipo. Gusto secco, gusto morbido, gusto sapido, gusto fresco che alla fin fine mi riporta a quel vino di corpo che in fin dei conti appartiene al Pinot Grigio. E quel finale amarognolo che mi porta un po' all'idea di pensare al fatto stesso che devo in ogni caso concretizzare con queste sensazioni di lievito e di crosta di pane. Io lo accompagnerei con delle paste ripiene alla ricotta, con delle erbette stagionali. Il vino di oggi è un prosecco frizzante e l'azienda è la società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico del nostro territorio, tipico del vitigno prosecco, questo giallo paglierino con riflessi verdi. Presenti anche le bollicine, numerose. Al naso. I profumi sono certamente generosi, legati al mondo della frutta, la pera e la mela. Bella anche questa sensazione di mandorla acerba nel finale. Proviamolo in bocca. L'esordio in bocca è certamente buono, con profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta e anche dei fiori. Certo, un vino un po' spensierato, forse il vino della nostra tradizione, il vino delle famiglie o della compagnia. Servire fresco, in abbinamento con un'insalata di pollo e verdure. Evviva!